No, I'm not a writer. Ciao Matto, io sto facendo tipo un full time, in più sai che adesso questo mese sono un po' incasinata per il fatto del trasloco e tutto quanto, quindi se non rispondo è per quello, perché poi mi perdo via, poi sto facendo delle collaborazioni che mi stanno facendo fare dipinti e mi perdo via col tempo, lo spazio-tempo, non so neanche che giorno è oggi, cose del genere proprio. Mi devi chiamare che così io so che ti devo chiamare assolutamente perché mi devi parlare, allora riusciamo a parlare. Perché mi perdo via. Comunque, come state zingaretti belli? Come state? Come state voi? Quando è che andiamo a farci il wild? No, comunque ci dobbiamo vedere al più presto. Appena dai so un attimo di respiro io ti avviso. Ce ne andiamo un po' nel wild. Con l'amorosa, tutto bene? Raccontami. Volevo dedicarti un rutto, ma stava ancora andando il tuo messaggio vocale, quindi niente, ormai è andato. Cioè, ma era bello, cioè, proprio ciuso, imponente, maschio, proprio bello, un bel rutto veramente. No, vabbè, diciamo alti e bassi. Bassi, sai, ho preso un po' la tra virgolette abitudine di bere il bicchierino durante il pranzo e la cena. Adesso ho finito il vino e non ho voglia di andarlo a prendere, quindi sì, questi sono i bassi della mia vita. Ecco, prima che mi dimentichi, volevo dirti che mi ha fatto molto piacere che sei entrata a far parte della mia vita, che comunque diciamo sei un puntino, un tassello molto molto simpatico e un bellissimo ricordo che mi terrò fino a quando sarò vecchio, a meno che non mi venga l'Alzheimer o cose del genere, cioè, insomma, però vabbè. Comunque ci sono i video, quindi anche se mi viene l'Alzheimer, sì, è tutto comunque registrato. Aspetta, a proposito di video, ho appena montato il video nostro che abbiamo, cioè il video nostro, la prima parte del video nostro che abbiamo fatto, e quindi cioè, quella praticamente la presentazione del tuo camper, in poche parole, la cena del tuo camper. Purtroppo, vabbè, sai, per motivi di tempo è fatto un po' alla buona, cioè sia le registrazioni quella volta che il montaggio, però adesso ho quasi finito di vederlo, stavo mangiando, è venuto secondo me una figata, cioè simpaticissimo da sbregarsi e piacerà un casino. Certo si poteva fare infinitamente meglio, però cioè, ci vuole tempo per le luci, inquadrature, i montaggi, cioè ci vuole tempo. Però vabbè, il contenuto c'è sempre, quindi fantastica la prima parte e sarà online domani alle 13, e per le altre non lo so, cioè perché cioè, a parte vabbè le robe belle, l'amorosa e tutto quanto, ma è il lavoro, cioè io quando ho finito di lavorare non voglio di fare niente, cioè neanche il video è un divertimento, capisci? Però non voglio neanche di fare i divertimenti a volte, quindi così. È diventato tutta un'avventura, io non lo so se è il mio modo di vedere interiore le cose, ma anche adesso che devo andare, piove, no? Devo andare stasera col cane a ricaricare l'acqua nel distributore di acqua, no? Potrei andare al supermercato, però mi piace già di più così, abituarmi all'idea del risparmio, del spendere il meno possibile per essere il più libero possibile. È una cosa che mi piace da matti, veramente, veramente. Tu dici, magari non so, guarda te se vale la pena spendere tutto sto tempo per andare a fare, non so, 1 chilometro di strada per prendere l'acqua con l'acqua nello zaino. Non lo so, è l'avventura veramente, non è l'acqua, non c'entra niente l'acqua in sé, è l'avventura, è bellissimo tutto ciò, probabilmente è indescrivibile perché io magari credo anche di avere una discreta dialettica, però in realtà certe cose non le so descrivere a parole, non le so tramandare a parole, quindi non lo so, credimi, è così, punto stop. Bello, veramente, veramente bello, sta vita mi piace sempre di più, mi sembra di essere tornato indietro di, non so, 10 anni, 20 anni, quando era che sono andato in Scozia, che lì veramente il cambiamento radicale è un po' come il morire e rinascere, o è come un sogno, o non te lo so descrivere, è veramente boh,
fantastico. Potranno sembrare discorsi a strafattoni, tutto può essere, però io dico sempre, e anche l'amico Epicuro, guarda il risultato, cioè ecco, come dire, la filosofia, l'unica filosofia è la filosofia che porta a un risultato. E anche qui il risultato è come io vivo le cose. Io vivo in questa veramente immensa, magari è una parola grande, ma in questa grande gioia che scopro in tutte le cose. È un po' come essere costantemente sotto droga, veramente, cioè passami l'esempio, ma è veramente così. È tutto così bello, strano, grande, che alla fine è la felicità, cioè è ciò che uno cerca, è ciò che uno si sbatte i coglioni dalla mattina alla sera andando a lavorare per avere questa ipotetica felicità, che c'è chi la può trovare nel televisore a 50.000 miliardi di pollici, chi nel Ferrarino, e chi come me nel vivere tutte queste cose zingane. Bellissimo. Sì, so che non dovevo fare video, nel senso che sono molto indietro con i montaggi e quindi non ha senso che io adesso parli, registri eccetera, perché poi monto i video e cosa succede? Iniziano senza senso, senza un buongiorno, senza niente. In un video ci sono tipo 40 giornate, no? Tutte mescolate, quindi anche lì senza senso, poi mi dimentico di fare il saluto, la conclusione e tutto quanto, e quindi però niente, dai, avevo voglia di dire questa cosa, quindi ho attaccato la GoPro e l'ho detta, tutto qua, perché era il suo momento, era il suo momento di questa cosa, di questo discorso, di questa percezione, e quindi non ho voluto aspettare per descrivertela ora nella sua enfasi. E tu ovviamente ti chiederai, ma Yuri, ma allora cos'è cambiato? Cioè, voglio dire, lavori bene o male vicino a casa, c'è un lavoro che è un lavoro fisso, quindi sotto quel punto di vista sei come, adesso no, dir come tutto noi sembra brutto, no? Sembra un po' un distacco, io sono meglio, tu sei peggio, no, assolutamente, non voglio oggettivare nulla, assolutamente. Però giustamente tu dici, cazzo, stai facendo le stesse cose che facevi prima, ecco, però cosa cambia? Cosa cambia? Guarda, ti dico sempre, continuerò a ripeterlo all'infinito, il camper non c'entra niente, ma niente di niente. Il camper è solo un dettaglio di un cambiamento radicale, ma stessa cosa quando ero andato in Scozia. Io purtroppo non avevo il vlog quando ero in Scozia, ma veramente lì, ragazzo, l'enfasi e la gioia di vivere era ben oltre le stelle, cioè era tutto magico, pompato, era tutto veramente vissuto al massimo. Ma perché? Perché c'è stato un cambiamento radicale. Cambiamento radicale in quel caso lì era stato il cambio di territorio, diciamo, cioè un'altra lingua, un altro stato. Poi dici, cazzo, Scozia è un paese, diciamo, bene o male poco visitato, no? Cioè non è l'Inghilterra, la Germania, cioè qualcosa di qua vicino, ma è un qualcosa di un po' strano, no? Un po' fuori dal mondo, un po' un sogno. Effettivamente io l'ho vissuto veramente come un sogno, ma stravissuto in una maniera indecente quell'anno e passa in Scozia. E stesso discorso qui adesso in camper, anche se per il momento sono ancora bene o male in zona, ma cazzo, la mia vita è veramente cambiata dal vivere in camper e tutto ciò che ne consegue della vita in camper, alle microavventure di trovarti l'acqua, di attaccarti alla corrente quando magari ci sono state tante giornate nuvolose, tu hai usato tanto il computer e quindi sei senza corrente. E per me sono tutte avventure, è bellissimo tutto ciò. Comunque sono fuori casa, poco, ma sono comunque fuori casa, quindi mi sento comunque un po' libero nel mondo, no? Che sto sgaiattolando via così. È bellissimo, veramente bellissimo. E questo dettaglio mi fa vivere tutte le altre cose che potevo vivere benissimo anche prima, ma con tutt'altra ottica, capisci? Quindi anche la semplice passeggiata in riva al mare ha tutt'altro valore, tutt'altro peso, perché prima, non so, prendevo la macchina da casa, andavo coi cani, le morose, a fare la passeggiata in spiaggia, ma adesso no, adesso io vivo nella spiaggia, cioè capisci che è diverso, è veramente diverso. Un po' come, ripeto, ritiro sempre in mezzo alla Scozia, perché per me è stato veramente un punto cardine in queste mie scelte di vita, in queste mie visioni di vita, perché quando avevo fatto questo passaggio in Scozia dicevo sempre, un conto è fare la vacanza, andarci, la gita e tutto quanto, e un conto è viverci, perché
vivendoci, cioè non tanto per un discorso di tempo, no? Di giornate che tu impieghi a fare questa avventura, ma per un discorso proprio di predisposizione mentale. Tu entri completamente nel contesto, non sei il visitatore, ma sei la parte, cioè ciò che sarebbe stato visitato, no? E quindi anche lì, sai, avere le compagnie scozzesi, l'amorosa scozzese, fare la scuola lì, il lavoro lì, è chiaro che ha tutto un altro peso dell'andarci a far la gita, a fare la vacanza, no? Niente, scusami, dovevo esternare questa emozione, sai, anche adesso sono qua in un parco sotto la pioggia, il mio camperino, per me è comunque un'emozione, capisci? Per quanto è vero, lo dico, può sembrare una cosa non molto felice, ma il fatto che mi sono abituato a stare in camper, è vero, per me è una cosa normalissima avere il camper come una casa, ok? Però nonostante sia normale, vivo comunque di tutta questa magia. Cioè, ecco, e questa è un'altra di quelle cose che io effettivamente non ho le capacità di spiegare, perché è una cosa che contemporaneamente vivi come normale, ma contemporaneamente come una novità continua. Ho anche io i miei limiti, non la so spiegare.